Benvenuti alla nuova lezione del corso Come diventare Boba de Borgo. Facciamo entrare il docente, Walter. Buongiorno, Walter. Io. La preposizione più usata dalla boba è il te, che può assumere Te. svariati significati a seconda delle parole che la seguono. Andiamo dal semplice scusa, avresti una sigaretta che ne sono rimasto sprovvisto? Oggi chi? Alcune espressioni della boba possono trarre in inganno, infatti il verbo dare nel boba borghese non è sempre sintomo di generosità. Te dago? Anche l'espressione buttarsi giù nel boba borghese non assume un significato emotivo, ma uno sprone ad un cambio di atteggiamento. Te butto so? La preposizione te viene spesso utilizzata nelle situazioni di scambio sociale, che di solito hanno inizio verso la metà del pomeriggio e si protraggono fino a tarda sera. Primo esempio, il tè delle 5, Ti inviamo? il tè delle 6, Te rocchetto? il tè delle 7 può diventare un potpourri di grandi classici. Te nemmeno? Te onzo? Te cazzo una testata? Ma è dopo le 8 che si dà sfogo alla fantasia grazie al tasso alcolico ormai fuori scala. Te butto nell'organico? Te scancello il pin a piedi del culo? Te verso i chakra stafoni? Te lascio solo un dente per le consonanti? Nel seguente grafico vediamo i più grandi consumatori di tè nel mondo. Cina, Inghilterra, Borgo. Ehi, passante ignaro, hai forse detto qualcosa di offensivo sul mio conto? Tu Lulu, mia madre cosa? Arrivederci alla prossima puntata. Mia madre cosa?